Buon pomeriggio signori, eccoci tornati su Round 2 Total War. Se avete lasciato il gameplay nello scorso episodio saprete che abbiamo un paio di combattimenti sulla lista e Roma non gli si può dire tutto, ma non che non abbia il coraggio e l'audacia di fare certe manovre, certe decisioni. Perciò andremo in battaglia, speriamo bene ragazzi, speriamo che le macchine di assedio ci regalino dei colpi sulla cavalleria piuttosto pesanti, perché altrimenti l'esercito nostro ci viene massacrato. Vediamo cosa ci dà il computer. Ci dà perdente, ottimo, ottimo. Ma io confido nelle macchine d'assedio. Proviamo questo gameplay e benvenuti su Round 2 Total War. Dai raga. Ok, allora direi che la nebbia potrebbe essere interessante, ma visto che giochiamo contro il computer forse la nebbia non è il caso. Iniziamo con l'asciutto, anche perché voglio avere una bella portata di tiro contro il nemico, che non è... pensavo fosse leggermente più sopraelevato di noi, invece no. Questa cosa ci porta sicuramente un vantaggio. Ora vado a disporre gli uomini e ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, ditemi se vi piace la formazione che ho fatto. Mi sono spostato sul lato destro del nostro nemico e è stato difficile posizionare, devo dire, le macchine d'assedio, e questo è un bel problema perché siamo in una situazione, vedete, di leggera pendenza, quindi potrebbe essere un problema, ma mi fido del fatto che ci sarà un po' di palombella, quindi comunque i proiettili dovrebbero arrivare. L'idea mia qual è? È quella di colpire il fianco destro, loro, dove vi è presente delle unità di cavalleria, e falciarle con quelle, perché se riesco a centrare con una pietra queste unità siamo a cavallo, potremmo dire, siamo in una buona posizione. Da questo lato, il lato più destro, quello più esterno per loro, ho voluto posizionare 3 unità di cavalleria e la legione più grossa che ho, tra l'altro nascosta, guardate che bella, pronta a scattare in avanti qualora volessero colpire le macchine d'assedio o a spostarmi a sinistra. Questa qui invece è carne da macello, perché sono dei mercenari, perciò li metteremo in prima fila e faranno proprio da barriera in avanti. Qui dietro ci sono altre 2 legioni di rinforzo, qui abbiamo l'unità del generale, qui abbiamo tutti i Velites che sono ben nascosti e che falceranno, spero, con i loro pilum l'avversario nemico. E poi qui abbiamo altre 2 legioni esperte e la legione più esperta in assoluto che ho, che sta sul lato destro proprio per coprire un eventuale aggiramento. In lontananza ho messo anche la cavalleria a difesa, in modo tale da andare a intercettare gli arcieri e essere più agili sia dal lato sinistro ma anche dal lato esercito cioè dal lato destro, scusate, del mio esercito. Va bene, iniziamo la battaglia, speriamo vada tutto bene e fatemi un in bocca al lupo. Ok, prendiamo le nostre unità di artiglieria ragazzi, facciamo un gruppo di selezione, andiamo subito a sparare dei pezzi di artiglieria contro l'avversario. Tra l'altro l'avversario è in movimento, quindi ottimo. Non ci arrivano? No, non l'avevo considerata questa cosa. Non ci arrivano? Fermi, fermi, fermi. Non ci arrivano? No, è impossibile, dai. Non ci arrivano ragazzi, non sono in gittata. Ecco, diciamo che ho già fatto un casino. Va bene, allora uniamo queste 2 su questo lato così. E questa sarà un po' in pendenza. L'avrei dovuta mettere qua, però è troppo vicino rispetto a quello che volevo fare. Niente ragazzi, cambiamo conformazione in corso d'opera. Ok, guardate però che si stanno avvicinando loro, quindi in realtà va anche bene così. Va bene, ok. Mettiamo queste legioni in avanti, questa legione un po' più grossa qua. Ok, e colpire ragazzi, colpire, colpire, colpire. Ok, sono intelligenti. Si stanno discostando. Ok, con le cavallerie. Non lasciamo troppo questa cavalleria indietro. Qui abbiamo tutto il tiro, a questo punto il tiro lo porteremo qua. Questo un po' più spostato magari. E adesso ci divertiamo.
Bene, 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 benissimo, benissimo, benissimo. Ottimo, ottimo. Forza ragazzi, tirare. Tirare ragazzi, forza. Ok. Via suggerimenti, non ci interessano, attenzione. Ingaggiamo. Vai, fuoco su questi. Attenzione. Quadratino non ce lo leva nessuno. Ok, guardate che bello il quadrato, gigante praticamente. Un sacco di uomini a disposizione. Via intercettare. Ok, stanno arrivando. Attenzione, ci portiamo in avanti. Forza, tutti in avanti. Stanno avanzando loro, no, tornate indietro. Immaginavo una roba del genere, porca miseria. Portiamole qua. Così. Togliamo il quadrato che non ci serve più. Avanti, 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 avanti. Quanto sono lente a portare via le robe. Avanti. Avanti. No, mi sono giocato le macchine d'assedio. No, dai, forse le ho salvate. Forse le ho salvate. Qui c'è uno sconto, tra l'altro. Prima corte la manteniamo. Dai, sparare sul nemico. Forza, legioni in avanti. Dov'è questa? Ok, qua. Hanno finito le munizioni. Perfetto, scusate. Ah, portiamo via gli uomini. Qua che cos'è, ragazzi? La cavalleria. Sì, sì, andiamo a prenderla. Continuiamo a mandarla via. Ok, perfetto. Qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Usciamo con la cavalleria. Perfetto. Andiamo a prenderci questi, che mi hanno rotto le scatole. Questi li riportiamo qua e li facciamo tirare assolutamente. Ok, loro devono defilarsi. Devono defilarsi. Ok, perfetto. Dai ragazzi, tutti dentro. Forza, dai ragazzi, tiratevi via da qua. Uscite, uscite. Via, dentro di qui. Ci stanno inseguendo, ma adesso vedrete che ce ne liberiamo. Ricomponetevi. Che intanto la cavalleria sta andando alla caccia. Bene, combattimento a parte come nelle migliori guerre del passato. Ok, dai dai ragazzi, forza, spingete. Spingete, eccoli qua che abbiamo recuperato le macchine d'assedio. E fuoco. Fuoco, 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 signori. Voi ormai siete scappati, andate vicino al generale. Voi avete finito le munizioni. Ok, allora la legione può avanzare. Tanto la cavalleria non riesce a prenderci dal dietro, quindi ottimo. Dovremmo riuscire a usare tutta questa legione. Adesso sono cavoli vostri che entra questa legione qua, signori. Sono cavoli vostri. Intanto qua tirare, tirare, tirare. Dai che avete anche tante munizioni. Forza, forza. Ok. Ecco qua, ho sentito che tiravano. E questi saranno dei cacciatori del nostro generale nemico. Intanto qua continuiamo a tirare. Perfetto. Ottimo. Forza, forza. Ci viene a dare. Allora utilizziamo anche la nostra cavalleria. Loro dovrebbero aver finito le munizioni. Non ancora. Non centratemi il generale, se no mi incazzo. Ok, togliamo questa e andiamo a colpire qua. Ok, dovrei aver cacciato tutti. Ora rientrate, rientrate su di loro. Andiamo a potenziare un po' le unità. E aiutare questi, dai. Ok, dai. Usiamo questi contro gli arcieri. Arcieri contro arcieri mentre attendiamo l'arrivo della cavalleria.
Ok. Ecco qua che adesso andiamo a risolvere un po' la situa. Ok. Ci troviamo in numero maggiore rispetto al nemico. Ok, tu basta perché sennò mi fai un casino. Ok, va bene, stiamo avanzando su tutta la linea. Continuiamo a sfondare il nemico. Portiamo tutti in avanti. Ok, il nemico si sta sfaldando. Ottimo. Allora partiamo con le unità cacciatrici. Bene, qui abbiamo fatto. Vai. Dai ragazzi, forza, forza. Ormai il generale nemico è andato. Ok, perfetto. Ottimo. E direi di continuare la battaglia. Ci vediamo sul finale, ragazzi. È stata una carneficina. Andiamo a terminare la battaglia. Mi è piaciuta molto questa battaglia, anche se le macchine d'assedio sarebbe stato meglio averle in una, leggermente in un terreno un po' più favorevole. Però devo dire che è andata bene comunque. Hanno fatto i loro danni. Guarda, 162 quella macchina d'assedio, la terza che vedete, ragazzi. Tanta roba, veramente tanta. Pensavo molto più difficile, ecco, come battaglia. Ottimo, 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 ottimo. Guardate qua, li abbiamo massacrati, signori. Li abbiamo massacrati. Io direi di... no, li facciamo fuori, tanto non abbiamo bisogno di denaro da ultra guadagnarci. Li inseguiamo a questo punto. Allora, direi che con loro rientriamo in sede, che non si sa mai. E con loro li terminiamo. E qua ragazzi, ci sarebbe da fare con la ballista, perché qui siamo proprio in vantaggio. Però dai, non perdiamo tempo. Sarebbe stato bello, ma va bene così. Un massacro. Morti assassaiate sarebbe stato. Direi che gli ultimi invece li andiamo a schiavizzare, così che possano spargere il verbo. Intanto qua abbiamo fatto un bel upgrade. Direi che ma indomabile legionario direi che è ottimo come potenziamento. E posso potenziare ancora qualcosa. Più 6 al morale o più difese. Forse sa che più difese. Effettivamente, no, dai, andiamo sul morale che è più spendibile. Ah, ok, tanto devo usarli tutti. Ok, perfetto. Ok, 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 ok. Allora, qui siamo 20. Potrei spostarmi qua, reclutare un'altra unità di cavalleria. Vediamo se me la fa reclutare. Andiamo da questi. Ecco, perfetto. Non posso vederlo da qua, ottimo. Però penso di poterlo fare, onestamente. Allora, andiamo prima di tutto a vedere se c'è qualcosa che ci può dare noia. Allora, spostiamoci a nord e vediamo se qua... Ah, va. Allora, ho 2 turni, prima che arrivi qui. Quindi questa la potrei eventualmente spostare. Allora, potrei... Se non ci fosse... Se non ci sono delle unità... Scusate, mi stavo un attimo... Stavo pensando... Se non ci sono delle unità a Toletum, io quasi quasi faccio il colpo gobbo. Non ci sono, almeno non le vediamo. Potrebbero essere qua però, Però c'è questo tappo, dai. Piccolissimo, però c'è questo tappo. Perché il colpo gobbo sarebbe di andare ad Aracillum e bloccare... Tanto io questa qua la voglio liberare. Libero queste due. Certo, poi dopo avrei i Ceni. Ah, i Ceni cosa hanno fatto, ragazzi? Hanno conquistato la città. Non si mette bene, non si mette bene. Nemico, potenziale nemico. Io riesco a... Vediamo. Un patto di un'aggressione moderata. Però è subdola. Hanno accettato, hanno accettato. Io direi che il patto di un'aggressione andava fatto. Andava fatto perché almeno li teniamo cioè, si spera che loro rispettino i patti e non ci vengano a dare noia. Poi, una volta pacificata tutta la Spagna, ragazzi, si parte a nord e si fa il devasto totale.
Mi manca effettivamente in Spagna, mi manca una legione, ragazzi, una legione di copertura, perché l'altra è di qua, che è l'unica legione un po' più lontana, però insomma non è proprio il massimo. Allora andiamo a toglierci questa noia. Scappano i vigliacchi, ma li facciamo fuori in un battibaleno. Direi che modalità aggressione ci dà qualche punto percentuale in più, e loro sicuramente andranno a morire. Direi che li uccidiamo perché non voglio più vederli su questa terra. Adieu. Adieu, mon les amis. E voilà. Perfetto. 1 hour later. Ok, si era bloccato il gioco su questa schermata. Ok, va bene. Torniamo indietro, direi, a questo punto. Fatemi vedere solo una cosa. Potrei andare in soccorso loro, eh. Io direi di farlo. Visto che di là abbiamo pacificato, boh, andiamo in loro soccorso. Sì, direi che facciamo così. Ok, queste due qua, mamma mia, oro tra l'altro, mamma mia. Cosa me ne faccio con unità lì che non mi serve una mazza, vabbè. Prossimo turno non vado a prendere tanti soldi, eh. Pensavo meglio. Allora, potrei anche, mi è venuto in mente, invece di fare il colpo gobbo da questo lato, a parte che sono 16 unità, non mi sembrano neanche particolarmente forti. Se mi attaccassero in città io avrei comunque 15 unità di difesa, 15 unità di difesa. Avrei questi d'appoggio. Ma lasciamoli avvicinare, dai. Allora, portiamo via questa legione e la portiamo a nord. Vediamo se mi si cura in territorio alleato. No, non mi si cura. Allora potrei pensare di unirle. Magari lo facciamo più avanti. Io vado qua. Peccato non arrivare tutto in un... Peccato. In un colpo. Questi sono un piccolo esercito, ma non mi interessa. Li lasciamo lì. Ma vediamo, potremmo pacificarci con i secessionisti? No. Immaginavo. Immaginavo. Allora, invece, la situazione qua qual è adesso? Allora, sì, che ci sarebbe lo scontro da combattere contro questi. Mi spaventa più che altro il discorso delle lance all'interno del forte. Io ho una sola cavalleria, tra l'altro. Una sola cavalleria, un po' pochino. Ho tanto tiro però, quindi i cavalli potrei prenderli con il tiro. Potrei fare una formazione a quadrato. Non ho neanche gli uomini qua. Poi, più che altro, ho paura che se vengo devastato... vedete, non ho tantissimi... Vabbè, però qualche uomo ce l'ho. Dai, la proviamo. Allora, qual è il vantaggio di farli fuori? In realtà nessuno. Nessuno, perché loro tra l'altro stanno anche perdendo, sono anche in perdita. A few moments later. No, dai, allora, stiamo così. Magari non investiamo denaro in questa città per ora e li lasciamo così. Questi purtroppo non si curano. Va bene, niente. Potrei reclutare lancieri numidi? No, direi proprio che non mi servono. Qui vediamo. Qua no, non mi interessa reclutare gente. Allora, qua invece com'è la situazione? Qua è ancora lontana, lontana, lontana dal placarsi. Allora, vediamo. Potrei ridurre gli uomini qua, effettivamente, tipo questi tre, toglierli. Mi fanno spendere un casino di soldi e magari rimuovere qualche uomo da questa zona, visto che è solo da pacificare alla fine bah, non lo so. Vediamo. Allora, vediamo quello che mi dà più ordine pubblico. Sarà sicuramente questo qua? No. Ci dà un po' meno influenza. Vabbè, dai, facciamo questo. E qui invece ordine pubblico. Potrei fare anche una torre, che ci dà comunque un bel po' di ordine pubblico. -2 la crescita, però ci dà anche delle unità di rinforzo. Direi che per questo gruppo isolato
sono un'ottima cosa. Direi che va bene così. Mi piace, mi piace, mi piace. Qua la situazione è abbastanza buona. Giriamo la mappa. È abbastanza buona. Qui, vabbè, non siamo al top gamma. -3. Ho dei problemi qua a mantenere, perché più 3 lo squallore. A mantenere la popolazione sotto controllo. Ho qualche problema, però va bene, dai. Ce la caveremo, ce la caveremo. Ok, qui abbiamo fatto tutto, va bene. La flotta, ragazzi, non dimentichiamo la flotta. Allora, vediamo se io posso reclutare. Vedi, vedi, vedi. Una la reclutiamo sicuramente. E va bene così. Ok, va bene, direi che possiamo finire il turno. Qui possiamo in realtà fare una darsena. Dai, vabbè, dai, investiamo un po' di soldi, facciamo un po' di roba commerciale e poi chi si è visto, si è visto. Qui dovrei aver fatto tutto. Fazione in ascesa. Ok, fazione incontrata, fatemi vedere dove. Ok, sempre qua, va bene, bella cavolata. Tradizione militare, esercito nemico in ritirata. Io chissà da chi ho perso il commercio. Ah, da questi. Ho perso il commercio da loro. Va bene, andiamo avanti. Ho sbloccato un achievement. Raggiungi il grado massimo di un esercito di una flotta durante una campagna. Ah, ok, egiziani che danno bene, ci danno una mano dal punto di vista navale. Grazie. Ok, torna indietro, perfetto. Ok, attacco contro... Doppio attacco, attenzione. Allora, doppio attacco. Allora, fortunatamente sono da soli. Ci dà molto vittoriosi. Dai, ragazzi, ma come 61% e basta? Dai, 61% non esiste. Ce la giochiamo, ma probabilmente, ragazzi, non la vedrete. 61 non esiste. Sono 4 scappati di casa, pieni di cavalli. Cioè, io ho tutta una barriera di scudi dentro la città. Non esiste. La vado a combattere. Ok, siamo in città, guardate, abbiamo anche le difese, mamma mia signori, adesso vado a disporre l'esercito e ci vediamo a breve. Allora signori, come ho posizionato l'esercito? Molto molto semplicemente, loro sono qua, tenteranno con tutta questa cavalleria, tiro eccetera, di ovviamente entrare in città. Qui troveranno un sacco di benvenuto, pali, pietre, spuntoni, trappole, chi più ne ha più ne metta. Ho bloccato questa zona perché l'idea è quella proprio di farli convogliare in questa valle qua. Anzi, addirittura, guardate, facciamo una bella cosa. Questa la togliamo, perché anche se passano da qui, anzi, a me conviene. E ne mettiamo un'altra, proprio due belle barriere, belle grosse. Perché? Perché l'idea è farli entrare in questa direzione, quindi far passare da questa parte qua. Poi qui ad attendere ci sono Velites che faranno piovere polpette, ok ragazzi, polpette acuminate. Qui sopra ho un palazzo che posso abitare, diciamo. L'ho occupato solo perché ho paura che loro da qui possano entrare in qualche modo. Comunque c'ho ho dei romani, ma niente di che, delle truppe scarse che però ti possono tirare, quindi va sempre bene. Qui abbiamo le legioni, quindi da qua non passeranno più. Qui abbiamo un altro tappo con la cavalleria che tenterà il giramento e da questo lato invece non ho nulla. Però io non penso arrivino da questa parte. Ho comunque due barche con tiratori, però penso di avere tutto il tempo necessario di spostarmi se loro mi dovessero dare della noia. Direi di iniziare la battaglia. Vediamo un po' come andrà, ma presumo abbastanza bene. Vediamo un po'. Intanto ritorniamo nell'HUD. Le due navi le facciamo sbarcare. Se mi prendesse i comandi. Ok, perfetto. Eccoli che arrivano. Vanno abbastanza dritti, vedo. Vediamo un po'.
Dai, dai, che ci sono i paletti. Dai, dai, che prendete i paletti. Ed eccoli qua, perfetto, guardate. E voilà. Perfetto. Si sono belli che impalati. Questi per ora li portiamo qua. Questa cosa non mi piace troppo. Allora, per precauzione portiamo di qui la cavalleria, dai. Ok, qua si sono impantanati, mamma mia. Massacrati, guardate, massacrati. Una cavalleria già scappata. Ragazzi, però, dovete tornare qua. Porca miseria, che mi attirate il fuoco del nemico. Via. Speriamo che questi non ci abbiano visto. Ritiriamoci. Ok, guardate qua, che massacro, signori. Noi intanto ci spostiamo. Pietre, cose, sassi, mamma mia. Sì, potremmo metterci in testuggine, però vabbè, non lo faremo. Ok, perfetto. Questi ci stanno tirando contro, ma non mi interessa. Ok, l'importante è che abbiano munizioni a tutto andare. Mamma mia. Che massacro. Allora, questi sono arcieri. E questa è fanteria. Questi arcieri. Potrei andare a prendere con la cavalleria, ma per ora non voglio. Ok, stanno entrando. Ed ecco qua, un'altra unità massacrata. Perfetto. Ok, stanno facendo il giro. Allora ci mettiamo in posizione, perché dopo andiamo a trovare questi arcieri che ci hanno rotto un po' le scatole. Continuiamo a subire il tiro. A questo punto direi che le prime due le facciamo a testuggine, e a maggior ragione quelle dietro, in modo tale da pararci le natiche dalle frecce. Ok, perfetto. Continuiamo a bersagliare, ragazzi. Continuiamo. Una mattanza. Una mattanza. Mamma mia, bellissima. Allora, questa partita qua avevo l'intenzione di non farvela vedere, ma è bella, quindi perché no. Portiamo altre frecce. No, 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 no. No, tu cavalleria, vai. Siete voi che dovete venire qua. Se facciamo la sorpresa dal dietro a questi. Ok. Ci danno problemi. Andiamo a chiuderli. Ok, qualcheduno ha terminato le munizioni. Ok, questi hanno terminato le loro munizioni. Rimangono comunque qua per prendere il tiro. Attenzione. No, no. No, ormai si erano lanciati. Ormai si erano lanciati. Dai, ragazzi, usciamo da qua. Poi col generale, mamma mia. Che disastro. Manovra un po'. Ormai si erano lanciati e se l'hanno presi bene. Però noi andremo a fare il giro. E guardate qua cosa faremo. Una bella imboscata. Mamma mia. Mamma mia. Pilum. Piovono pilum, signori. Wow. Ok, qua pietre, lance continuano ad andare. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo. Sono proprio contento. Andiamo avanti. Dai, portiamo questi in avanti. Loro si rendono conto di essere stati intrappolati. Attenzione, attenzione. Vabbè, però questa cosa problemi non me ne dà troppi in realtà. Loro tentano l'entrata da qua, ma noi li andiamo a bloccare. E guarda, portiamo quasi quasi una legione qua. Dai, portiamo una legione per sicurezza, ma non penso ci siano particolari problemi. Andiamo. Guarda qua che iniziano a collassare. Entriamo dentro anche noi con questa legione. Scendiamo le scale, andiamo giù.
Vabbè, dai, la battaglia ormai è stravinta, è rivinta. Ah, tra l'altro avevo tutti questi da usare, me ne ero anche dimenticato. Portiamoli. Portiamoli, che sono dei cagatini, ma li portiamo. Ok, qui intanto abbiamo fatto il nostro compito. Bene. Il mio generale quante unità però? Aspetta. No, ok, va bene, è quasi full, va bene, ha perso solo 4 uomini. No, qua ragazzi, dovete inseguirli. Oppure andiamo su questi e poi dopo li inseguiamo. Ok, va bene. Dai, forza ragazzi, quanto stanno, madonna. Dai, andate a inseguire questi prima che si riprendino. Ok, ok, questi sono andati. Ecco, si sono ripresi. Andiamo là. Intanto questi qua li avremo tutti massacrati. Questi si sono ripresi. Forse faranno il giro, forse no. Chi lo sa. Dai ragazzi, dentro. Ok, questi stanno ancora resistendo. Vorrei sapere questi sulle scale cosa stanno facendo. Qua dovete andare ragazzi. Portiamo questi qua. Anche loro direi che possono andare. Ok. Unità lì da giro. Mamma mia, quanto corrono questi? Mamma mia. Ok. Ah, fanteria nobile. È abbastanza fortina, fanteria nobile. Dai, tutti dentro. Ora si è creato il classico tappo di tutte queste guerre. Benissimo, questi se ne sono andati a morire. Torniamo indietro. Dai, forza. Portiamo un po' avanti la situa qua. No, ok, questi sono andati. Perfetto. Vai, si fa il giro. Si chiusi in una morsa. Adesso arriverà anche la cavalleria dall'alto a chiudere la morsa e non lasciare più spazio al nemico. Bene. Eccola che sta arrivando. Ma ormai non c'è più nulla da fare per i nemici. Solo morte e distruzione. Però passate da qua. Ok. Benissimo. Distrutti anche questi. E ora via col colpo di grazia. Cavalleria in arrivo da dietro. Ok, stanno collassando tutti. Perfetto ragazzi. La terminiamo, secondo me non ha senso. Sono devastati. Esatto, vedete. Perfetto. Ottimo. Bella, dai, è stata bella. Ve la voglio proporre. Mi sembra un'ottima partita. Solo 297 perdite, ragazzi. A fronte dell'avversario 2022. Vabbè, avevano anche le unità che non erano proprio bellissime. Devo dire che è stato proprio un bel gameplay. Sono proprio contento. Bene. Allora, questi qua li facciamo schiavi? No, facciamoli fuori e basta. Ok, ottimo. Ottimo. Che
che colpo, ragazzi, avete visto? Incredibile. Grandi i miei alleati. Li hanno respinti. Bravissimi. Bene, la strategia sul lungo termine allora sta funzionando, quella di fare degli alleati che mi parino un po' lenatiche. Sono contento. Allora, un incendio ha ridotto diversi edifici in cenere, per fortuna è stato contenuto, ma i plebei sono preoccupati che la cosa potrebbe ripetersi in futuro. Quindi si raduna nel foro e si chiede... si è radunata, scusate, nel foro un po' di gente e si chiede che vengano presi dei provvedimenti. Sì, diamo i vigiles urbani, direi che è necessario. Peccato che qui non ci sia scritto cosa rappresenti questo quadro. Però sarà sicuramente qualcosa di storico. Bene, tradizioni militari, benissimo. Ribellione imminente, dove? Rivolta di schiavi imminente. Oh. Allora, va bene, dai. Allora, ho capito. Qui non c'è più bisogno di me. Anzi, non c'è proprio mai stato bisogno di me. Quindi direi di tornare. E in modo tale da riuscire a bloccare poi gli schiavi. A parte che secondo me gli schiavi, ora che prenderanno Massilia, ci vorrà un bel po'. Abbiamo tante legioni di difesa. Poi qui abbiamo, ok, loro che sono inutili, fondamentalmente. Ma i silesi si sono spostati in questa zona. Ah, me li facciamo fuori subito. Ma subito proprio. Andiamo a fare una modalità equilibrio. Bene. Benissimo. Questi li schiavizziamo. E ce ne torniamo nei pressi della città. Fatemi vedere un attimo prima di tornare. Ah, ma proprio non ho perso praticamente niente, ragazzi. Wow. Wow. Allora, direi del tiro, assolutamente. Bonus di carica e... sì, prigionieri di guerra, vai. Ok, e qua, va bene. Perfetto. Ok, adesso, allora, vediamo, loro sono cresciuti. Loro sono pochissimi. Potrei andare a cacciarli qua. Però anch'io non è che ho proprio tante legioni. Allora, andiamo a far fuori questi. Ok, li inseguiamo. E li facciamo fuori. Direi modalità equilibrio. Perfetto, mamma mia quanta esperienza per le nostre unità. Direi che loro li facciamo fuori. Ok. Perfetto. E i tumulti qua li abbiamo sedati. Fatemi vedere. Ottimo. Allora direi di andare all'attacco di questo. Dovrei riuscire a prenderli. Sì, perfetto. Ottimo. E li salutiamo. Questi, se ci dà la possibilità, li schiavizziamo, schiavi. Ah, là. Ok, messi lesi, fazione distrutta, perfetto. Riesco a tornare indietro? Sì, ok. E questi se ne tornano a casa base. Ottimo, ragazzi, ottimo. Bene, ho pacificato tutta quest'area. Sono contentissimo, ragazzi. Fatemi vedere qui. Ok, sì, abbiamo -7. D'altronde quello è. E poi allora questa legione appunto la teniamo qui. Questa non si cura, però non si cura, va bene. Potenziamo il legname e potenziamo a questo punto l'altare. Mettiamo l'altare di Nettuno. E così questa dovremmo averla sistemata. Poi dovrei andare a recuperare un po' di uomini. Arrivare a Cartagine magari sarebbe meglio, perché questi mi sa che ci impiegheranno un casino a recuperare, soprattutto la cavalleria. Guardate come è martoriata la cavalleria.
qui ho un cavallo, ok. Potrei unire questi due, fare una legione grossa qui e portarla a Siga. Intanto l'altra torna qua, sicura, e poi riparte. Potrebbe essere qualcosa da fare. Sirta, scusatemi, fatemi vedere. Io le Sirta. Sirta, sapete che potrebbe essere una città da prendere? Noi non abbiamo Garamantia e non abbiamo nessun contatto con loro, tranne il fatto che comunque ci vogliono abbastanza bene. Però potremmo prenderla in modo tale da avere io le Sirta come città romane, che a parte che fiancheggiano tutta la costa, per questa in realtà mi dà una bella visione anche sull'intera valle. Potrebbe essere una buona soluzione con l'esercito che creo qua. Potrebbe essere una soluzione. Ci pensiamo, ci pensiamo. Intanto spostiamoci qui e vediamo un attimo se c'è qualcosa di favorevole per noi. Non ci fa vedere altro, va bene. Poi, allora, qui l'esercito era rientrato. Fatemi vedere, ok, va bene. Allora, fatemi vedere anche in questa direzione. Ok, allora torniamo indietro. Ok. Tu, vedi che il problema è che non si cura. Allora, mettiamoli assieme. Il problema è che non si cura. Volendo potrei metterlo d'assedio, vediamo. Vediamo, vediamo. Ok, wow. Wow, sono tanti, eh. Sono tanti. Wow, wow, wow. È vero che io ho queste, però sono tanti. No, torniamo indietro un attimo. Torniamo indietro. Ci potremmo mettere in modalità imboscata? Non più. Non più. Allora rimaniamo qui in modalità di fortificazione. Sì, così, in modalità fortificata. Vediamo poi loro cosa fanno, cosa decidono di fare. Solo che qui sono all'interno della città. Sono nell'area della città. No, ragazzi, ci mettiamo un po' più lontani. Qua mi sa che sono ancora dentro la città. Ci mettiamo qui così blocchiamo anche il passaggio, dai. E ci fortifichiamo. E poi vediamo cosa fare. Poi vediamo cosa fare. L'idea sarebbe quella di attendere questa legione. Ma mamma mia, è troppo lontana. Oppure potrei formare un'altra legione ancora. Però potrei formarla qui, a dir la verità. Potrei farlo. Effettivamente. Effettivamente. E risalire con questa. Arrivare qua. Quanti turni ci vorrebbero? Fatemi vedere. 3 turni. 3 turni. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea di fare il giro così, prendere questa, poi scendere, e una legione mandarla qui e un'altra scendere di qua. Con questa di difesa. Potrebbe essere un'idea. Dai che lo facciamo. Dai. Un po' una mossa rischiosa, perché mi potrei perdere Saguntum, però. Allora, creiamo forze. Vediamo chi creiamo. Ok, va bene, scegliamone, tanto è uguale. Scegliamo lui e ripristiniamo la tradizione. Legione. Assolutamente cavallo. Se lo metto dentro, sì, qualcosina in meno. Allora, prima di potenziarlo scegliamo le truppe. Allora, plebei, proletari, plebei. Allora, cavalleria, legione, legione. Ok, finita. Cavalleria, legione, legione. Va bene, speriamo bene. Potenziamo e ce ne stiamo qui tranquilli. Potrei utilizzare effettivamente la flotta come aiuto, perché comunque sono tanti adesso, comunque sono abbastanza grossi. Potrei unire questi, no, ma non lo farò.
Alla fine comunque Cartagine si sta allontanando, quindi dai, diamo il supporto della... Questi sono... aspetta. Andiamo a prendere questi, che sono dei punti facili. Qua. Ok, intanto la flotta affondata, così non hanno neanche supporto da parte del mare. Perfetto. Uccidiamoli, li buttiamo a mare e tanti saluti. E noi abbiamo ancora... No, non abbiamo ancora, però va bene. Dovremmo comunque avere le difese. Le difese buone. Va bene, dai. Direi che è stato un ottimo gameplay questo. E qui dobbiamo decidere il prossimo turno cosa fare. Ma ragazzi, sto già giocando da un casino e direi che anche coi tagli comunque verrà su un bel gameplay. Direi che siamo a posto così. Vediamo giusto le ultime cose e poi ci andiamo a salutare. Che ho incontrato di fazione? Ah, ho incontrato questi. Interessante. Sono anche abbastanza allora, sono desiderosi. Wow! Assolutamente. Assolutamente, ragazzi. Allora, sono in guerra con Cartagine, tra l'altro loro. Sono sleali però, Beh, dai, ci danno un po' di visione. Tra l'altro, enorme visione. Enorme visione. Ottimo. Allora, andiamo a potenziare qualcosina. Vediamo. Vediamo qualcosina da potenziare. Però tutte sull'ordine pubblico giocano. Non mi piace tanto questa cosa dell'ordine pubblico. Anche questa. Il problema è che se non faccio l'upgrade dell'ordine pubblico, cioè se non faccio l'upgrade non mi cresce la popolazione. E quindi un cane che si morde la coda. È un cane che si morde la coda. Qui direi di fare questo, però ho solo 25. Aspettiamo un attimo, dai, aspettiamo un paio di turni prima di realizzarlo. Qui la stessa cosa. Ma scusate, ma la mia tassazione come sta messa? Perché mi viene da dire... Allora, ad Aleria in realtà potremmo fare anche una torre, sapete? Facciamo una torre, dai. E qui rimettiamo la tassazione. Scusate, ho fatto un misclick. E quanto siamo? Meno 3. Meno 3, però fra un paio di turni dovrebbe sistemarsi la faccenda. Dovrebbe. Qua in realtà... No, beh, no, teniamolo così. E va bene, dai. Vediamo se c'è altro da fare, ma direi, ragazzi, che il gameplay può finire. Può finire qui. Qui vediamo se c'è qualcos'altro, ma... Ah, qui ho fatto una torre. Ok. Va bene, meno 1. Qui direi che la sicurezza è mantenuta. Qui fatemi vedere meno 1. Direi che ci sta. Facciamo questo, andiamo a potenziarlo. Qui in realtà, bah, non mi interessa. Vediamo qua se c'è qualcosa da potenziare. Wow, più 12. Wow, ah, perché c'è l'anfiteatro. Potrei pensare di realizzare un anfiteatro, magari qui in questa zona. Potrei realizzarlo. E anche qua, volendo, potrei realizzare qualche anfiteatro. Vabbè, ci pensiamo. Noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Intanto qui mi è partito il click. E alla prossima. Ciao ragazzi.